E adesso sentiremo un po' dalla voce di Mauro Fontana quello che sta gli ultimi mesi, il percorso istituzionale, e sentiremo poi per Paolo Otti e il presidente Gianluca Busato. Buona serata a tutti. Ecco, buonasera a tutti. Sembra che più stiamo in silenzio assoluto, più le sale si riempiono. Nonostante quindi che sia tutti questi politici italiani che continuano a sigare ad essere sempre presenti tutte le sere in TV, stranamente noi altri, quando stiamo in silenzio, le sale si riempiono. Vuol dire che probabilmente abbiamo ancora qualcosa da dire. E cosa che avremo da dire? Non avremo da dire tanto, che avremo da raccontare probabilmente quello che ho fatto nel frattempo. E una cosa importante che abbiamo fatto grazie al vostro sostegno è stato l'elezione del Parlamento Veneto. Una cosa che abbiamo fatto, che si poteva implementare e dove bisogna risorse ancora, sia il progetto istituzionale, e quindi come pensiamo il Veneto del futuro. Come pensiamo, ad esempio, ho sentito per Radio 24 stasera una roba allucinante, per cui è stato il presidente, credo, del calcio dilettantistico femminile, che ha detto non che sia risorse per cui a sta banda di lesbiche non che moschei. Cioè, vabbè, atroci solo da italiani e basta. Solo un italiano può dire una roba così. Come ti permetti tu? Come ti permetti di dire che mia figlia che gioca a calcio è una lesbica? Ma come ti permetti? Questo è il nostro, purtroppo, il mondo in cui stiamo vivendo. Persone che parlano a sproposito, che insulta perché basta che casualmente apri la TV su un qualsiasi talk show, guardi, senti solo gente gridare, senti solo persone che si dice su uno con l'altro, persone che si parlano una sopra l'altra. Ma Dio, cioè, una delle robe che mi ha insegnato è quella: prima te parli te, dopo parlo me, cioè non si parla uno solo all'altro, no? Una cosa pazzesca è stata assistere alla prima riunione del Parlamento Veneto in piazza San Marco a Venezia, atroce perché era, si può usare un termine bordello, perché il bordello credo che sia capibile da tutti quanti, doganato, sì, esatto. E devo dire che nonostante tutto uno iniziava a parlare, tutti quanti lo ascoltava, compatibilmente con l'umore che era, dopodiché parlava un altro e non si parlava sopra, no? Non si assisteva a quell'inferno che oggi c'è il Parlamento, anche il Parlamento italiano, che si sono tutti dell'inferno, insomma, lasciamo stare. Quindi la prima legge, dicevo, raccontavo proprio a un amico che c'è gestore del bar qua vicino, la prima legge che abbiamo sentito di emanare come Parlamento è stata, ad esempio, la revocatoria per tutti gli atti, per tutte le vendite fatte su aste compiute da Equitalia o enti collegati a amministrazioni, che appunto va a mettere all'asta i beni dei reati veneti, che paghiamo le tasse, e le tasse, come sappiamo, predatorie che la Repubblica Italiana desiderio imporre dal 1866 ad oggi. Chi ha visto Leone di Vetro? Chi ha visto? Beh, qualcuno che ha visto. Mi ricordo che in sala alla battuta "non ti preoccupare perché vedrai che le tasse diminuiranno" è stata realizzata generale 1866, insomma, no? Ecco, questo è quello che gli aveva promesso gli italiani, i Savoia, i Savaudi, i piemontesi, no?
che presidiava come sapevo i seggi, come che anche oggi si deve fare, tutto sommato in maniera diversa, ma si deve fare anche oggi, impedendomi ad esempio di esercitare un diritto, perché come che abbiamo raccolto, in realtà abbiamo raccolto tutte le firme. Il problema è che in 20 giorni di tempo abbiamo raccolto le firme dei cittadini che volontariamente sono andati in comuni, ma anche andando, facendo iniziative, gazzelli, eccetera, eccetera. Nel momento in cui abbiamo chiesto a consiglieri regionali e provinciali di esercitare il loro dovere di certificare firme, gli ha detto picche. E quindi da un certo punto di vista dirò grazie a Dio, perché assistendo a quel, non so cosa che sia, continua a sentire anche il fischio sui miei assistendo a quello che Dio capirà adesso, in ogni, tra l'altro si deve vedere in ogni schieramento, aggregazione, di un qualche pseudo indipendentista, come se fosse logico che un soggetto che si proclama indipendente, che vuole l'indipendenza del Veneto, si allea con Fratelli d'Italia. Cioè, nella vita va bene tutto quanto, va bene anche essere anche schizofrenici, no? Però francamente uno il dubbio si oppone. Come che sia possibile che sia altre persone che si ritengono degli indipendentisti veneti, che vuole portare avanti l'indipendenza del Veneto, che fa insieme con la Moretti, e sapevo il suo partito che ha bloccato qualsiasi indipendenza per l'indipendenza del Veneto, ma anche istanze di tipo autonomistico bloccate da sempre, cioè non da oggi, ma da che mondo, insomma, no? Non so come si faccia. Mi sarebbe da dire un'altra roba, però non dire anche di altre liste che si presenta con scritte estremamente significative, perché questo doveva essere lo slogan, però un giudizio tutto personale che è ancora da verificare, per cui francamente non lo dico. Non mi esprimo, voi esprimermi ancora. Torniamo invece a quello che potremmo fare noi altri, che forse è la roba migliore. Allora, il Parlamento Veneto, come dico, ha fatto una prima legge, emanerà altre leggi con la prossima riunione del Parlamento Veneto, che c'è tra poco, sempre a Treviso, questa volta a Treviso, a Silea esattamente, fra una settimana di fatto, no? Credo. Il Parlamento Veneto non è un organo chiuso e tutti hanno diritto a partecipare al seduta del Parlamento Veneto, per cui siete tutti invitati a Silea venerdì prossimo, se non sbaglio, Presidente, 29 a Silea. Chi che segue il gruppo del plebiscito lo vede, e altri comunque sarà comunque comunicato sul sito istituzionale. Per cui tutti che hanno diritto di assistere, tutti che hanno diritto anche di proporre, quindi un qualcosa che, come che abbiamo fatto con il progetto istituzionale, cioè che ha idee da proporre per migliorare la situazione, per modificare la situazione, ben vengano, date il contributo, perché oltre a un contributo di tipo volontaristico, come che diceva giustamente Andrea prima, e quindi essere sul territorio, diciamo, attività di propaganda, serve anche in termini di proposta, oltre che di propaganda. Dico che la propaganda non è che sia una cosa che facciamo abitualmente. Come? Ok, sentivo abbastanza? E quindi ecco, serve soprattutto proposta, serve che pensiamo a un Veneto diverso da quello che
che finora siamo stati abituati a vedere. I temi sono tantissimi perché, come sapete, sono tantissime robe da sistemare. Però bisogna un percorso che si può dire seguire, che fra l'altro si può confortare da come che gira il mondo, perché se dovete vedere, raccontavo prima che se io fare un attimo un'analisi, se io fare un lavoro su questo, facendo un confronto ad esempio tra il caso scozzese e il caso spagnolo, quindi catalano. Il nostro caso è completamente diverso. Allora, il caso inglese, quindi scozzese, come che avete visto, non è che si è subiti i 20 di indipendenza della Scozia, perché guarda caso il Gatto sta il Gatto sta 46 in più, 56 in più rispetto alle precedenti elezioni. Quindi vuol dire che effettivamente il referendum che aveva fatto era un atto che era stato concordato, cioè che era stato un accordo tra gli scozzesi in sostanza e gli inglesi, che in maniera democratica, e guarda caso proprio nei regimi più democratici l'idea la possibilità di esprimersi. Nei sistemi semiliberi, come che si va a verificare quello è essere quello della Spagna e dell'Italia, quindi ha si esprimersi. La Spagna, il governo catalano in particolare, ha voluto fare una forzatura. Io ho fatto un referendum, che ovviamente è stato boicottato in tutte le maniere, ma l'affluenza alle urne è stata del 33%, poco più del 30%. Questo cosa significa? Significa che, ancorché la gran parte delle persone che vanno a votare, che sentono sì, vogliamo l'indipendenza, perché comunque poca forza rispetto al mondo. Cosa si è capitato invece da noi? Ecco, la Costituzione spagnola dice una roba che è molto simile a quella italiana in sostanza, no? Dice che la sovranità non è dei catalani, ma è dell'intero popolo spagnolo. La stessa roba che si deve vendere in Italia. La sovranità non è dei veneti, ma è dell'intero popolo italiano. Quindi chi che continua a percorrere la via istituzionale fa un errore clamoroso. Può essere anche un mago della giurisprudenza, ma è un errore clamoroso, perché la sovranità è del popolo italiano. Quindi vogliamo farla bocciare 3 volte, 4 volte, 10 volte, 15 volte e dopo dire sì, in effetti qualcun altro aveva ragione. Facciamolo, ma perdiamo tempo. E purtroppo il Veneto, se Dio diventare un deserto, lo vedremo nei paesetti, non può andare in città, non può andare a Milano, basta andare a sapere a vedere quante botteghe che ha chiuso nel giro di qualche anno, basta andare a vedere, adesso qua che non tolto, probabilmente sarà una situazione splendida, ma basta andare a vedere qualche è la situazione. E vi dico un campanello semplice, che a parte gli extracomunitari che l'IVA tra virgolette con i balconi perché siamo ancora più disperati, però gli immigrati no, gli immigrati che erano in Veneto da un po' di tempo si devono andare via, stanno andando via. Questa è la prova lampante di come si deve aumentare il PIL, no? Ma se è prova lampante di come dire le robe, cioè se uno che veniva in Italia, che veniva in Veneto a cercare lavoro e scampa, significa che noi ci lavoriamo per i veneti. Ecco, la via che il plebiscito ha scelto è stata quella di una consultazione popolare organizzata dal popolo stesso, che è la forma più alta della democrazia in assoluto, ne dirò di più, che quel meccanismo che abbiamo scelto, che come sapete è stato certificato da soggetti che sono terzi rispetto al plebiscito, che era degli osservatori, è stato giudicato conforme a con tutte le caratteristiche di un'elezione tradizionale, no? Dove si garantisce la segretezza, dove si garantisse che tutti quelli che esprimesse
liberamente, a differenza del plebiscito del 1866, quello che ieri i carabinieri con i fucili puntai, uno degli elementi che invalida quel referendum, quel plebiscito da allora, c'era questo, cioè non te eri libero di esprimerti, ma ti avevi delle schede aperte e ti dichiaravi, quindi non avevi neanche segreto il voto, per dirne qualcuna, no? Appunto che sei passato, vediamo quello che abbiamo fatto. Allora, con il meccanismo del voto via internet ti garantissi l'assoluta segretezza. La commissione dice tranne per i casi dove il voto doveva essere assistito perché magari uno non sapeva usare il computer, allora ti chiede una mano, ma è lui che materialmente vota e quindi è libero di decidere, no? Questo, il risultato, tra l'altro noi altri come veneti avremo votato in sostanza più del 60% degli aventi diritto e quindi ancorché non sia quorum da rispettare, che ha una valenza molto maggiore che non il 30% dei votanti, no? Come che si capita nel referendum spagnolo. Questo cosa dà? Non dà automaticamente l'indipendenza, magari fosse così semplice. Dà però, che noi altri, un'altra intuizione che Gabuo è riuscito è stata quella a dire contestualmente leggemmo 10 delegati, 10 persone che si autorizzare dal popolo a trattare l'indipendenza, no? Trattare per conto del popolo. Questo dà appunto a queste persone la possibilità di trattare in maniera legale, assolutamente legale. Adesso con la certificazione, se prima erano dei dubbi eccetera eccetera, adesso con la certificazione dice il documento ufficiale mi permette di fare questo. E non finio, cioè adesso in sostanza i 10 possono andare di fronte a un altro soggetto e dire pretendo l'indipendenza? Non è così semplice ancora, e per quello che non sono membri indipendenti. Allora, abbiamo un popolo che ha detto sì, deve essere indipendente, addirittura più del 60% dei veneti ha detto vogliono essere indipendenti. Non basta questo, bisogna che sia l'interesse. Allora, avevo visto il Kosovo. Il Kosovo io ero riconosciuto il giorno dopo che aveva fatto il referendum. Perché secondo voi altri? Cioè, chiedere perché alcuni stati, la Crimea ha fatto il referendum, perché cavolo, cioè, addirittura ha votato il 90% delle persone che votato sì, vogliono essere indipendenti rispetto all'Ucraina, eccetera, eccetera. Perché non è stato riconosciuto? Dai, che è un altro piccolo elemento del risparmio. Perché non è stato riconosciuto? Chiedere la ragione per la quale queste robe non avanti, no? Così, in automatico, tra virgolette. Kosovo, ad esempio, è stato un riconoscimento, addirittura i giuristi dicono riconoscimento prematuro. Noi altri siamo nei tempi perfetti, tra l'altro. Il riconoscimento prematuro significa che c'è qualcuno che ha l'interesse a riconoscerlo e quindi ti riconosce il giorno dopo. Noi altri abbiamo lasciato passare il tempo, questa è una certificazione in attività dei processi di plebiscito e quindi questo sarebbe il momento giusto. Dobbiamo trovare i soggetti che hanno interesse a fare questo, no? A che il Veneto sia indipendente. Tanto bisognerebbe che voi siete tantissimo veramente, tutti quanti. Gli altri non dovrebbe essere che soggetti che propone altre vie, come si può dire, vie che allunga tempi e che voi, come si può dire, siccome dice una brava persona, no? Però è come che c'è qualcuno che alle tue spalle parla mai di te. Quando ti incontri altri e uno sente le voci, chiaramente ti diventi poco credibile, anche se non ti hai commesso niente, anche se non ti hai fatto niente di mai. Questo, ecco, questo è un po' parlavo prima con degli amici bassanesi, questo è un po' il tavolo dei Veneti, no? D'altronde siamo una nazione multipolare, nel senso che non avremo Parigi, che avremo Bassano, che avremo Tieni, Cittadella, che avremo Treviso, che avremo Venezia, che avremo Nervesa della Battaglia, cioè che avremo Montevideo, cioè noi altri siamo la nazione delle 100 città, dai 1000 campanili, direi, ogni fabbrica è un campanile, delle 1000 chiese, se vogliamo, no? Per cui ognuno ha le sue idee
sulle grandi idee dovresti cercare di essere un attimo, se proprio amici Pasolini diceva, ma questa sala tutto sommato è piena, no? Poi dice, ma la gente sia così contenta, dovrei essere, sai, le strapiene, dovrei essere fuori dalla porta ad aspettare, cioè, ma anche va veramente bene le robe, va bene pagare il 70% delle tasse, va bene essere così, cioè addirittura essere del frallai dei sogni, perché non abbiamo neanche più il permesso di sognare. Ma è semplice, basta solo mettere il piede fuori dai confini italiani e te rendi conto che sei un altro mondo, proprio non esiste. Siamo andati come Fioro a vedere l'Accademia dell'Architettura a Mendrisio, che è a 4 km da Chiasso, quindi vuol dire, cioè no, a Washington, siamo andati a Helsinki, siamo andati a 4 km da Chiasso, cioè siamo andati dentro la frontiera che dovevi pagare, cioè, per fortuna che il doganiere era dogana, non sa dogana, doganiere che ha detto dovremmo pagare perché hai montato in autostrada, dovremmo pagare il bollino perché paga una volta per girare tutto l'anno, no? E io ho detto sì, ma scusa, ma bisogna proprio, no, vuole faccia strada normale, no? Torna indietro, faccia questa, ritorna dentro, ecco, e il mega risparmia 40 euro del bollino, insomma, per dire, no? Allora te arrivi dentro a questa accademia, fra l'altro, per inciso, gestita da un veneto, perché bisogna dire tutte le robe che parlano in veneto, spesso interloquiva in veneto, facevo battute in veneto, eccetera. Uno laurea alla IULM a Venezia, per dire, no? Poi aveva detto, guarda, il mio sogno era quello di fare un'università completamente diversa da quella che avevo fatto a me. Allora io venuto di Venezia, quindi architettura a Venezia. E lui questo sogno lo ha realizzato. E si diventa direttore questa scuola qua. Come funziona là? Intanto per gli svizzeri che se ne retta, per chi che viene fuori dalla Svizzera, chiaramente che è un'altra retta, no? Se ti sbagli il primo esame fuori dalla scuola, fuori dalla scuola, quindi non c'è che ti tieni dentro per carità di norma, no? Fuori, cioè, non ho capito, o te vieni a studiare o fuori. L'altra roba interessante è che gli studenti, appena chi entra dentro in questo istituto, in questa accademia, gli ricevono un badge tipo un barcode, e possono entrare qualsiasi ora del giorno e della notte. Poi dice, non è una roba stupida il fatto che possa entrare giorno e notte, perché se tu mi faremo lavorare così tanto, spesso si ferma qua anche a fine mezzanotte, fine alle 2 di mattina, a lavorare sui progetti, piano di studi, che guarda caso è un po' quello che abbiamo pensato per la riforma della scuola veneta. Piano di studi, 50% dell'attività è progettazione, quindi attività pratica, 25% materie umanistiche, quindi storia dell'arte, eccetera, no? Altro 25% materie scientifiche, non so, chimica dei materiali, fisica dei materiali, matematica, eccetera, eccetera. 50% del tempo a progettare. Se sbagli l'esame di progettazione fuori le scatole subito. Per dire, lezioni, italiano ovviamente, che è la lingua del cantone, e inglese. Sia selettiva, certo, sia selettiva, sia la scuola selettiva. Per entrare devi fare l'esame e quindi hai bisogno, tra virgolette, di qualificarti se vuoi entrare. E allora quando che ti vieni fuori, non ti dici, ma se è possibile? Se è possibile che a 4 km di distanza, che è un mondo diverso da quello che siamo riusciti a vivere, da un incubo che siamo riusciti a vivere? Se è possibile? Ma non sai che gli svizzeri pagano più tasse degli italiani, o dei veneti? Mi pagano più tasse, mi pagano a manco. Che c'è una roba pazzesca? C'è una roba pazzesca sto fatto qua. Ecco, quindi che dire ancora, non voglio dire altro niente, cioè quello che posso consigliare è questo,
chi che non l'ha fatto da recente faccia un passo fuori dall'Italia o dal Veneto, dall'Italia. Non voglio dire che basta andare anche in Alto Adige, ma insomma può essere anche in Alto Adige, però basta fare un passo fuori dall'Italia per rendersi conto che incubo che sono vivendo. Con qualsiasi ho avuto la visita di un paio di cugine che arriva dalla California, e cugine che sono venete di origine, che sono andate via negli anni 50, c'è una cosa che ha fatto più mai, si vede come che il livello di disperazione che vive, la tristezza delle persone, la tristezza. Allora questo veramente vuol dire che i cavalier i sogni le persone, i cavalier le prospettive, no? Cioè se ti cavi via, cioè io ricerca di dare le prospettive, io ti dice siamo fuori dalla recessione, abbiamo fatto lo 0,3% di aumento del PIL, perché il giorno dopo ti arriva fuori che siamo aumentati il debito pubblico da altri 15 miliardi, 15,3 miliardi, no, 100.000 euro, 15,3 miliardi, ma non più bella, chi sei che ha fatto questo debito? Andiamo a vederlo, no? 14,1 miliardi è stato fatto dall'amministrazione centrale, Roma, 1,3 lo ha fatto dalle amministrazioni pubbliche. Dopo andremo a vedere Chichese, no, sarebbe bello da vedere Chichese, però qua continuiamo ancora a mantenere un sistema parassitario. Allora per quanto, domando a voi, per quanto che possiamo mantenerlo? Per molto poco. Allora io stasera mi concedo di essere un po' pessimista, perché tanto dopo c'è Gianluca Musato che tira su tutti, no? Ho degli amici qua in sala che mi hanno riletto alcuni scritti che ho buttato giù 7, 8, 9 anni fa più o meno, quando ci siamo conosciuti, e poi mi hanno fatto fuori dalle testate giornalistiche, perché notavo che stavamo facendo una brutta fine. E io sono nato a Trieste, ma mio padre era romano, e siccome non si capivano con le lingue diverse, mi è toccato imparare l'italiano, quindi portate pazienza, ma non è che non le capisse. Quello che avevo notato nel corso degli anni, poi ho avuto anche un'azienda qua a Trieste, l'immobilismo viene detto tutto in 2 parole: non se può, in 3, non se può. Vale a dire, qualsiasi cosa salti in mente, una bella idea brillante, un'attività, un'impresa, un'intrapresa, no, lascia stare, questi bazzilli, non sta diventando matto, lascia perdere. Beh, su Vivere Veneto, che è una testata web, che è anche una pagina di Facebook, ho visto un autore che ignoravo, che praticamente diceva più o meno la stessa cosa, cioè si è accorto lui, dalla parte del Veneto, che a Roma ci vedono un po' come un appendice di provincia, no? Che si perde nel nulla del Carso, dove ci sono questi veneti, che più o meno sono come i triestini, non è assolutamente vero, però che ultimamente dicono, come Trieste, non se può. E la cosa brutta è che in questa bagarre di questo ultimo mese mi sono reso conto effettivamente che i veneti idealmente sono pronti al nostro progetto, ma non lo sono ancora psicologicamente.
parassitismo che sta sgomitando assieme alla mediocrità e vincerà, perché non ci sono alternative, e quanto ancora dovremo sopportare questo prima che l'idea che noi siamo indipendenti prenda piede come convinzione, come popolo. Io faccio consulenze, una volta le faccio per le aziende, sono quasi tutte morte, quindi mi rimangono i privati, crescita personale, nuovi progetti di vita, dinamiche familiari. Sono sempre andate il peggio in questi ultimi anni queste cose. Verso la tarda ogni tanto mi perdo a chattare con qualche aspirante suicida. Ora, è normale che un tessuto sano, indipendentemente che sia di destra, di sinistra, io per esempio vedo Casapound che tutto sommato c'è sul territorio, fare aiuta il cittadino, più o meno, visto che stiamo cominciando a farlo anche noi, deve essere naturale tornare alle radici tribali, perché questa è solo una struttura che serve per manipolarci. E sì, si vede rinascere questa coscienza civica, è il lobby che dico di avere a mia moglie, no? Ma perché ti sei buttato in politica? Ho detto prendila come un hobby che le mogli non possono capire, c'è chi ha il calcio, c'è chi ha il go-kart, io ho la coscienza civica, quelle robe strane, sai, la filateria. Va bene, quando il livello di sofferenza diventa talmente forte è inevitabile che si passi il punto di ignavia, di indolenza, di immobilismo, che a un certo punto uno o fa qualcosa, o va di testa, o schiatta. E tutto sommato non è cattiva l'idea del plebiscito, mancava solo quella spintarella per crederci un po' di più, perché adesso il leitmotiv è ma pazienza dai, abbiamo provato Monti, non è andato bene, allora abbiamo provato Letta, ma poi è arrivato Renzi e poi ne proviamo un altro e poi vedrà che ne proviamo un altro ancora e intanto si invecchia. Il bello è che il Veneto piace nel mondo. 20 giorni fa è stata pubblicata una ricerca seria, sponsorizzata dalla Lidl, che è una ditta tedesca di grande distribuzione, e ha scoperto che se i prodotti invece di avere il Made in Italy all'estero venderebbero 4 volte tanto quanto è l'appeal del Veneto. Allora abbiamo sentito un po' di nostri fratelli legati sempre alle loro terre che hanno fatto fortuna all'estero e io direi che possiamo considerarci effettivamente una razza destinata alla globalizzazione, ovvero sia sì, dobbiamo stringere i denti, sì, dobbiamo sopportare delle prove dure, ma non è detto che dobbiamo per forza morire qui assieme ai veneti che non vogliono svegliarsi, che vogliono vivere l'illusione di avere un domani migliore, 72 vergini, il paradiso, quello che vogliono promettere. Per cui costo, nella peggiore delle ipotesi, di prefigurarmi un Parlamento in esilio, ma resterò sempre veneto. Ora, abbiamo ancora degli attori che a livello produttivo possono dire la loro. Pensiamo di poter fare una popolazione, una società veneta diffusa nel globo e salvare capra e cavoli, i nostri saperi, le nostre coscienze.
non disperderci o farci portare via tutto da questi 4 punti e al momento buono eventualmente anche tornare a ricostruire. Ma noi non andiamo via, non dobbiamo perdere la cittadinanza, teniamo la cittadinanza veneta, rifugiamo quella italiana. Dobbiamo cominciare a pensare in questo modo, perché sennò ci vedremo sempre ingabbiati in una scatola, dentro una scatola ancora più piccola, che è un'aberrazione. Io ho finito, adesso vi darò un po' di informazioni.